A Chioggia si corre troppo e per la polizia locale è in arrivo il telelaser. Ecco, c'è questa percezione da parte dei nostri concittadini di superare troppo quelli che sono i limiti consentiti? Usufruiamo anche noi di questi mezzi e dunque anche noi forse sbadatamente o magari anche inconsciamente, insomma, ci sorpassiamo questi limiti, dobbiamo essere consapevoli, corretti nel dire questo, ma non lo facciamo perché vogliamo andare oltre i divieti, perché questi mezzi tante volte ti portano a pedalare in velocità e dunque avere quell'aiuto con la pedalata assistita di poter anche sorpassare questi limiti di velocità. E ovviamente facciamo un'infrazione, dobbiamo essere trasparenti su questo. Il problema è che ci sono tante biciclette, il problema è che non ci sono delle assicurazioni, il problema è che ci sono tanti incidenti dopo alla fine, perché è un dato di fatto. E siamo fortunati anche che non stiamo andando agli onori della cronaca non solo per le tante biciclette, siamo diventati la capitale della bicicletta elettrica a livello nazionale, ma soprattutto perché, scusate, Il bello della diretta. E noi andiamo avanti proprio perché è il bello della diretta. Perché scusatemi, perché appunto, come ti dicevo, siamo diventati la capitale della bicicletta a livello nazionale, ma ciò non toglie che non siamo balzati all'onore della cronaca degli incidenti. Però per non arrivare a questo dobbiamo comunque essere sempre più attenzionati, un po' tutti, ecco, sia nel rispetto delle regole, delle velocità, nel rispetto del codice della strada e ovviamente poi anche con la possibilità di avere anche delle normative maggiori su questo tema. Ecco che proprio per ovviare a questo problema si è cercato anche a livello regionale, anche se la competenza comunque del codice della strada e tutte le normative sono comunque di entità nazionale, di presentare comunque delle proposte che possono essere vagliate poi da parte dei ministeri, del ministero competente, proprio per cercare di portare delle novità e paragonarle, diciamo così, accorparle a quanto è già stato approvato per i monopattini. E dunque la stessa funzione. Ricordiamo che i monopattini, tanto per dirla tutta, in Francia, a Parigi, sono stati banditi. Dunque c'è anche questo tipo di iniziativa, c'è accortezza appunto che è un problema serio, perché non può essere che su una strada in maniera promiscua ci siano più mezzi e ci siano poi dai camion rimorchio, tram e quant'altro a questi piccoli mezzi di locomozione che veramente possono creare problemi. Allora, pensare come quella proposta che è stata avanzata e votata da tutto il Consiglio regionale di accorpare, come dicevo, al monopattino le stesse, diciamo così, osservazioni, ossia mettere una circolazione nell'ambito civile, diciamo così, che possa essere utile, a parte il fatto che io lo metterei su tutti i mezzi che circolano sulla strada, perché non può essere che una macchina abbia un'assicurazione e la bicicletta non ce l'abbia. Tutti i mezzi di locomozione, tutti dovrebbero avere comunque essere coperti, e è una responsabilità civile a minima, ma che comunque sia coperta, perché altrimenti poi dopo, se succede un incidente, dovete dirmi chi deve pagare. Se l'incidente è micro, vabbè, ma se è macro, chi paga? La collettività intera per un incidente di qualcuno che non è assicurato. E io credo che questa cosa qua invece deve essere rivista. In minima parte, ecco, sia chiaro, nessuno vuole mettere mano al portafoglio di nessuno, però è anche giusto che chi viaggia con una bicicletta elettrica che fa i 45 all'ora, che sorpassa anche i ciclomotori, perché sono classificati i famosi cinquantini, questi qua che devono fare 35 all'ora si vedono sorpassare una bicicletta elettrica che non ha bisogno di casco, non ha bisogno di specchietto, non ha bisogno di assicurazione, non ha bisogno di bollo, lo sorpassa, mentre l'altro ha dovuto farsi anche il patentino per portare il cinquantino. Ecco, questi sono i paradossi a livello italiano, che io credo che sia ora il tempo che qualcuno ci metta a bocca e ci metta anche un'azione forte, perché non può essere che in un paese italiano ci siano ben 17 patenti. Questo è la giungla oggi del codice della strada. Oggi possiamo dire una parola in più perché abbiamo anche un ministro e dunque possiamo giocare anche in casa e dunque libertà, diciamo così, tra virgolette, di movimento, però queste osservazioni dalle parole vogliamo poi trasformarle in fatti. Ripeto, io credo che sia giusto e doveroso per una questione proprio di sicurezza, la sicurezza non è mai tanta e troppa,
e dunque va sempre ricercata, va sempre tutelata proprio nel rispetto di tutti coloro che usano questi mezzi, ma soprattutto poi dopo della collettività in generale. Il fatto che questo sia diventato il fatto della settimana, l'argomento della settimana, è dovuto non solo a quelli che sono stati i servizi che oggi in diretta alla Voce di Rovigo, ma proprio alla sensazione che le persone hanno avuto chiamando in redazione che quello che tu stai appunto portando avanti è un argomento sicuramente importantissimo. Ma io credo che insomma al netto che magari qualcuno lo possa vedere in maniera distolta, perché sai la bicicletta cosa, il casco cosa, la sicurezza, no, io credo che ci sia solo l'interesse di salvaguardare la salute pubblica, la sicurezza delle persone e ci sia appunto l'interesse di a 360 gradi fare in modo che ci sia anche, si vada nella direzione del rispetto delle regole. Quelle regole che ormai sappiamo tutti, spesso e volentieri, noi stessi, sia chiaro, io non mi esento da questo, ci facciamo prendere un po' la mano dalla velocità della bicicletta, dall'inosservanza magari di qualche precedenza e spesso e volentieri appunto vediamo certe situazioni, siamo complici diciamo questo sistema. Ecco. L'interesse è quello comunque di ritornare alla massima attenzione del rispetto del codice della strada, delle regole che stanno alla base di tutto e magari con l'avvento anche di queste osservazioni che sono state poste al Ministero, questo la dice lunga che tutto il Consiglio regionale, a prescindere dai colori delle bandiere, abbiano sopportato questo provvedimento, vuol dire che siamo sulla strada giusta, c'è tutto l'interesse che la sicurezza appunto è un interesse di tutti nel salvaguardarla e di chi appunto viaggia per la strada, sulle autostrade, su chi ne ha più ne metta. Dunque, ecco qualsiasi mezzo, dunque a maggior ragione io credo che siamo sulla strada giusta. Però, ripeto, strada, come si può dire, ce n'è ancora tanta da fare, però mi auguro che ci sia la consapevolezza che queste osservazioni vadano nella direzione di salvaguardare le vite umane, che è la cosa più importante ed è questo il principio fondamentale. Nessuno vuole far cassa a queste cose, però mettersi due bretelline rifrangente di notte su una tangenziale o su una superstrada piuttosto su una statale, io credo che deve essere la normalità delle cose per essere visibili. Accendere una luce io credo che sia una cosa normale. Accendiamo le luci di casa, non vedo perché non dobbiamo accendere una luce su una bicicletta quando andiamo per strada di sera. Cioè, sono cose talmente banali che dovrebbero essere talmente funzionali, che principali nel gestire, che spesso però purtroppo questo non avviene e sappiamo anche di tanti sinistri che sono avvenuti proprio per questi, anche drammatici, proprio per l'inosservanza di queste situazioni. Allora, proprio per aiutare anche le forze dell'ordine cerchiamo di snellire anche e cercare anche che l'usufruitore di questi mezzi sia messo nelle condizioni di utilizzare anche determinati modi di utilizzo e dispositivi che dopo possono essere sicuramente utili sia a lui ma soprattutto a chi poi dopo si incrocia per strada nell'ambito appunto della mobilità quotidiana.